Sabato 15 giugno, con inizio alle ore 9, si è svolto il primo Consiglio Comunale di Vittorio Veneto e l'insediamento della nuova giunta guidata dal neoeletto sindaco Antonio Mietto. Il momento dell'elezione del Presidente del Consiglio è stata preceduta da un intervento critico di Alessandro De Bastiani, candidato sindaco per la lista Rinascita Civica. Vi proponiamo integralmente l'intervento di De Bastiani e alcune fasi dello scrutinio con la nomina del Presidente del Consiglio, Paolo Sant'Antonio, consigliere comunale di Forza Italia. I due punti fondamentali sui quali abbiamo basato il nostro programma elettorale sono state la partecipazione e la trasparenza. Ed è proprio per una richiesta di trasparenza che riteniamo che la massima carica di garanzia di questo Consiglio dovrebbe essere assegnata a un rappresentante della minoranza. Questo avveniva normalmente una volta. Invece, in questi ultimi 15 anni, 15-20 anni, la presidenza del Consiglio Comunale è sempre stata assegnata a un consigliere di maggioranza e questo è andato indubbiamente a discapito del buon andamento del lavoro di questo Consiglio, perché si è verificato il fatto che il Presidente stesso, anziché porsi come garante di tutti i consiglieri, si è comportato come un assessore aggiunto, come il quinto assessore. Tante volte i consiglieri di opposizione si sono trovati nella impossibilità di studiare con attenzione le delibere che venivano portate in Consiglio Comunale, avendo a loro disposizione i soli 5 giorni previsti dal regolamento per la convocazione al Consiglio. Raramente i consiglieri venivano informati preventivamente degli argomenti che sarebbero stati inseriti nell'ordine del giorno e spesso le commissioni si sono svolte il giorno precedente o addirittura lo stesso giorno del Consiglio Comunale, evidentemente dando poca disponibilità ai consiglieri di approfondire i temi sui quali erano chiamati a votare. Questa situazione dovrebbe assolutamente cambiare e questo cambiamento può essere garantito solamente dal Presidente del Consiglio. Proprio per questa ragione speravamo che la maggioranza proponesse di votare un Presidente di minoranza e per segnare un ulteriore elemento di novità e di discontinuità sarebbe potuta essere per la prima volta una donna. Purtroppo questa proposta non è arrivata e questo sarebbe stato un vero atto di inclusione e di democrazia. Non possiamo che rammaricarci di questo e pertanto la nostra decisione sarà espressa attraverso una scheda bianca. Grazie. Allora, votanti 17, Sant'Antonio voti 10 e 7 schede bianche, quindi viene eletto Presidente del Consiglio Sant'Antonio Paolo. Prego.